Entro il 15 febbraio le famiglie che sono state sfollate dopo il crollo di Palazzo Lo Iacono Maraventano, al momento ospitati in alcuni alberghi della città spese del comune di Agrigento, dovranno provvedere da soli a trovare una nuova sistemazione. Lo ha deciso l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Zambuto, che ha esaurito ormai i fondi a disposizione. Un bel grattacapo per le famiglie, una decina in tutto, che intendono quantomeno tornare in possesso delle proprie case. Dopo la messa in sicurezza del Palazzo Lo Iacono, o meglio di quello che è rimasto in piedi, ancora non è stata accordata l'autorizzazione alle famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni che ricadono nelle adiacenze proprio di Palazzo Lo Iacono. All'Hotel Bella Napoli sono in questo momento ospitate 14 persone. Stamani, dopo aver appreso la notizia, sono state prese dal panico. Signor Laporta, lei vive praticamente all'Hotel Bella Napoli a spese del comune da quando è successo il crollo del Palazzo Lo Iacono? Sì, è successo quello che è successo e ci buttarono qua, a Bella Napoli. E ora stanno facendo tutto per buttarci fuori. E dal 15 febbraio però dovete badare voi a pagare il conto all'albergo. Ma noi vediamo adesso. Oggi vediamo come si mettono le cose. Lei non può ritornare a casa sua? Non lo so questo non lo posso dire. Ma però neanche posso pagare una certa cifra. Che cosa? Perché noi abbiamo bisogno poi un appartamento con tutti i mobili e non avendo i mobili non possiamo stare. La sua abitazione in che stato è attualmente? Quella di via Santa Santa Maria dei Greci? La mia entro ed è tutto bene, ma poi non si può entrare nell'altra casa.